Polemiche furiose sulla futura gestione del Mose e su chi dovrà pagarne i costi di manutenzione, politica e categorie economiche contro le decisioni del Ministero delle Infrastrutture. Il ministro Toninelli risponde alle polemiche sul Mose e convoca a Roma il presidente della regione Zaia ed il sindaco Brugnaro ed assicura non tasserà i veneti. Confindustria chiede l'autonomia del Veneto. Da Marghera il presidente nazionale degli industriali conferma la possibilità di arrivare ad un'Europa delle regioni. Autobus e vaporetti sovraffollati da migliaia di turisti, scende in campo anche la CGIL di Venezia. Dobbiamo distinguere i pendolari dai visitatori. 22 anni fa l'occupazione militare del campanile di San Marco da parte di un gruppo di 8 venetisti, il ricordo dell'avvocato Francesco Mario Delia che svela un retroscena inedito. Approvato in Regione il progetto di legge che salva l'ospedale civile di Venezia dal declassamento, il San Giovanni e Paolo resterà presidio di primo livello. Il TAR del Veneto dà ragione ai noleggiatori di Risciò di Jesolo che avevano fatto ricorso contro l'ordinanza comunale di divieto di circolazione per le bici a 4 ruote. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora le furiose polemiche sulla futura gestione del Mose e su chi dovrà pagarne i costi di manutenzione. Il ministro Toninelli rassicura, ma politica e categorie economiche sono in rivolta. È giunto finalmente il momento di portare a conclusione l'opera del Mose, lo faremo attraverso un commissario governativo e soprattutto di dare attraverso un soggetto pubblico la manutenzione e gestione nei decenni a venire. Non graverà sulle tasche dei cittadini veneti, ma sarà una struttura che finalmente potrà rendere efficiente ciò che di efficiente fino ad oggi non è mai stato. Il ministro Toninelli ha affidato ad un audiomessaggio il suo pensiero sulla gestione e le spese di manutenzione del Mose. In queste ore notizie e polemiche si accavallano freneticamente. Secondo l'ANSA, che cita fonti del Ministero delle Infrastrutture, la formulazione dell'emendamento che sta provocando tante polemiche è ancora in divenire. Il deputato veneto dei 5 Stelle Federico D'Inca ha annunciato di avere avuto rassicurazioni dirette da parte del ministro che la manutenzione del Mose non graverà come tassa di scopo sui veneti, ma peserà sulla fiscalità generale. Ma che la tassa sul Mose la paghino i turisti ha irritato il ministro Gianmarco Centinaio, che ha annunciato battaglia. Vista da Palazzo Balbi, poi, che si chiede al Veneto di pagare un'opera nazionale è per la regione inconcepibile. È imbarazzante sentirci fare queste richieste in un momento nel quale noi facciamo un'altra bella richiesta che è quella dell'autonomia. Quindi no a questo modello, si trovi un'altra soluzione, noi siamo a disposizione per i ragionamenti, ma di certo non per tirar fuori i soldi. Pressoché unanime il giudizio delle categorie economiche a partire dalla Confindustria veneziana. In maniera diplomatica che è una follia, in maniera diretta che è una porcata. Guardate che in schedine è difficile fare 0 o 13, cioè è uguale, è difficile. Sto ministro fa 0 sempre. Non meno duro il presidente di Confturismo Veneto e vicepresidente nazionale Marco Michielli, che parla di delitto premeditato. Fra tassa di soggiorno e balzelli vari, ha concluso, il turismo sta diventando una sorta di bancomat. Sul piede di guerra anche l'associazione albergatori veneziani. Siamo purtroppo in presenza di un ministro delle infrastrutture che non è in grado evidentemente di operare secondo i dettami del comune buonsenso ed è certamente non all'altezza del ruolo che dovrebbe rivestire. Una giornata dunque convulsa, quella di oggi, sulla questione del Mose, con roventi polemiche battute al vetriolo, polemiche che poi sono sfociate proprio nel tardo pomeriggio di oggi con un nuovo videomessaggio del ministro Toninelli. Vediamolo. Il lavoro per portare a compimento le opere incompiute va avanti anche sul Mose. Il MIT ha lavorato un emendamento presentato allo sblocca cantieri che dice sostanzialmente 2 cose. Un commissario governativo che porti a completamento un'opera che ha anni di ritardo e tanti scandali giudiziari. Secondo, la creazione di una struttura che possa mantenerla nel tempo, perché sappiamo quanto costa la manutenzione di quest'opera. Per farlo ha invitato a Roma presidente Zaia e il sindaco Brugnaro lunedì per fare sintesi e trovare finalmente il modo, senza tassare i cittadini veneziani e i cittadini veneti come invece qualcuno ha detto, e finalmente portare a completamento un'opera incompiuta come il Mose.
Una polemica che si allarga anche ad altre questioni, quella scoppiata appunto sul Mose. Zaia dovrebbe spiegare come mai la tassa di scopo ai veneti andava benissimo per la pedemontana, con un'addizionale che avrebbe colpito anche i redditi meno bassi. Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali veneti di opposizione Piero Ruzzante di Leu e Cristina Guardia della lista Moretti, a proposito delle critiche a un'imposta di scopo per il Mose prevista dall'emendamento del MIT al decreto sblocca cantieri. Era stato proprio Zaia, proseguono i consiglieri, a proporre l'addizionale IRPEF per i redditi da 28.000 euro in su, in modo da trovare i 300 milioni per sbloccare i cantieri di un'opera mastodontica con un impatto pesante sul territorio per il consumo di suolo e non solo. Passiamo ora a parlare di trasporto pubblico locale, che non riesce più a rispondere a Venezia alle esigenze di milioni di turisti che ogni giorno arrivano in città. Ora scende in campo anche la CGIL, che chiede una distinzione tra pendolari e visitatori. Avete presente quando Venezia trabocca letteralmente di turisti? Ecco, quella è solo la punta dell'iceberg. Già, perché in un modo o nell'altro l'immenso flusso di visitatori deve arrivare nella città lagunare e deve potervisi muovere. Parliamo di 28 milioni di persone che ogni anno si vogliono abbeverare della grande bellezza del capoluogo veneto e fra poco arriveranno anche i nuovi ostelli di Mestre. Si apre quindi un doppio fronte sulla mobilità veneziana, che da una parte dovrà rivedere i collegamenti con la terraferma e dall'altra avrà bisogno di strutturare nuove proposte per il centro storico. Un pacchetto di idee e suggerimenti arriva dalla FILT CGIL, che sottolinea come il contesto sociale ed economico veneziano sia profondamente cambiato negli ultimi anni. Per affrontare il problema del trasporto pubblico nella città di Venezia, con il grosso afflusso turistico, pendolare, le spiagge, è necessario affrontare con una modifica complessiva del sistema di trasporto e non con interventi a tampone così come stanno facendo. La situazione è critica anche nell'ottica di una necessaria distinzione fra chi arriva a Venezia per turismo e chi invece lavora e abita in città. Dal nostro punto di vista le due situazioni critiche sono quella relativa allo svilupparsi della residenza turistica nella città di Mestre, nell'Interland, che se non viene focalizzata e a questo si dà un sistema di trasporto diverso dal sistema di trasporto pubblico, è chiaro che anche in questo caso il traffico pendolare con il traffico turista si somma. La seconda è come si affronta il weekend nel centro storico. Noi pensiamo che vada affrontato con una separazione di flussi netta, utilizzando gli steward che il Comune di Venezia ha assunto. Ecco quindi le proposte della sigla sindacale. Iniziando dal collegamento tra Mestre e Venezia, nuovi collegamenti con le isole e una separazione dei flussi, e pensiamo che siano proposte innovative che vanno incontro alla domanda di trasporto che Venezia ha e alla separazione tra il flusso pendolare, i cittadini veneziani, i turisti e appunto il traffico balneare. Al roadshow di Confindustria, che oggi ha incontrato a Venezia i candidati alle elezioni europee, si è parlato anche dell'autonomia del Veneto. Sentiamo. L'autonomia del Veneto rientra perfettamente in un contesto europeo nel quale le regioni più efficienti diventano traino e non divisione. È quanto emerge dal roadshow di Confindustria, che ha incontrato nella sua sede veneziana i candidati delle varie forze politiche alle prossime europee. Presente il leader nazionale degli industriali Vincenzo Boccia, che assieme al presidente veneto Matteo Zoppas ha sottoposto all'attenzione dei candidati le proposte delle imprese per l'Europa di domani. Resta da capire come possano amalgamarsi le visioni europee, europeiste e nazionali dell'associazione di categoria con l'ormai impellente necessità di autonomia del Veneto. La volontà di autonomia deve recuperare efficienza all'interno della regione, non deve costruire nuovi centralismi, mi sembra che questa è la linea di direzione, quindi un'Europa all'interno della quale ci siano regioni che sono più efficienti e che chiaramente governano al meglio ci può essere senza far venire meno la cosiddetta politica
linea di coesione, ma sono elementi che sono compatibili e non antitetici. Resta il fatto che il Veneto, locomotiva del paese, ha bisogno di briglie sciolte e non di legacci, paletti e pastoie. Per non parlare del fatto che chi fa impresa vuole in primis uscire dal clima da campagna elettorale nel quale l'Italia vive ormai da mesi. Le imprese venete sono una delle locomotive d'Italia, senza scontentare gli altri. Siamo delle imprese molto importanti del nostro paese, siamo dei generatori di idee e di valore aggiunto, dobbiamo poterlo capitalizzare, perché le zavorre che noi abbiamo da questo sistema paese devono vedere un trend che si inverte, quindi senza puntare per forza il dito su questa classe politica di oggi, ma in genere abbiamo bisogno che la politica cominci a invertire il trend. Ecco quindi il richiamo di Confindustria alla politica. Noi stiamo aspettando che si muova qualcosa, è strano che ci sia un consenso dichiarato politico da parte di tutte le parti, soprattutto in Veneto, ma in qualche modo la cosa è arredata lì. Questo è un esempio di quanto male possa fare una incertezza o una non maggioranza netta di un sistema politico. 22 anni fa l'assalto al campanile di San Marco. Nel giorno dell'anniversario l'avvocato D'Elia rivela un aneddoto ancora avvolto dal mistero e irrisolto. Sentiamo di cosa si tratta. È stato tra i primi 22 anni fa ad arrivare in piazza San Marco, spettatore e testimone di una delle giornate più lunghe di Venezia. 9 maggio 1997, oggi 22 anni fa. L'occupazione militare del campanile di San Marco da parte di un gruppo di 8 venetisti fa ancora storia con nuove rivelazioni. L'avvocato Francesco Mario D'Elia, leader del movimento Autonomia Venezia e Venezia Libera, oggi ricorda. Anch'io quella mattina ero in piazza San Marco perché Segato venne in studio e chiese che potessi assisterlo in questa trattativa o nel caso in cui fosse arrestato dalla polizia e dai carabinieri. D'Elia difese nelle prime udienze del processo l'ideologo di quel blitz, Giuseppe Segato, trovato morto in casa nel 2006 dopo aver scontato una condanna di 20 mesi agli arresti. L'avvocato veneziano ricorda un mistero ancora irrisolto 22 anni dopo e trapelato solo in minima parte dalle indagini successive. Però la verità sull'assalto e sui coinvolgimenti di un noto uomo illustre e potente italiano che avrebbe dovuto proclamare l'indipendenza della Repubblica di Venezia non è mai venuto fuori fino ad oggi, perché con me Segato mantenne su questo nominativo il segreto. L'anniversario è stato ricordato questa mattina in piazza San Marco, appena il sole ha preso il sopravvento sulla pioggia, da D'Elia e dall'Associazione Venezia Libera. Oggi siamo il 9 maggio 2019, quindi sono passati tanti anni. Parliamo ora di sanità, perché grazie all'approvazione di un progetto di legge da parte del Consiglio regionale l'ospedale civile di Venezia resterà presidio di primo livello alla luce delle specificità del territorio lagunare. L'ospedale civile di Venezia non sarà declassato. L'azione congiunta della Regione e del Consiglio Veneto ha permesso di superare i paletti imposti dall'ormai celebre decreto ministeriale numero 70, creato per riorganizzare la rete ospedaliera nazionale con l'individuazione di criteri omogenei. Peccato che Venezia, per la sua stessa natura e le sue specificità, non possa in alcun modo rientrare nelle categorie omogeneizzate dalle normative nazionali. Roma è lontana, si sa, e di come vanno le cose in Laguna nei palazzi della capitale sanno poco o nulla. Ecco quindi il via libera arrivato ieri da parte del Consiglio Veneto alla legge proposta da Palazzo Balbi, che permette di superare i vincoli imposti dalle leggi nazionali alla classificazione degli ospedali. Al civile di Venezia viene perciò restituita la definizione di struttura SPOC, ovvero di presidio ospedaliero di primo livello, alla luce della specificità del territorio lagunare. Il decreto ministeriale poneva sul nosocomio veneziano la classificazione di base a causa del parametro vistosamente impreciso della sola popolazione residente. Nessuno aveva fatto i conti con turisti, pendolari e studenti che rendono il capoluogo veneto un unicum. L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin sottolinea come la soluzione sia dal punto di vista della Giunta Veneta assolutamente inoppugnabile sul piano giuridico. La Regione oggi fa questa integrazione al piano sociosanitario, dove prevede che appunto il civile venga classificato come ospedale di primo livello. Idem con un piccolo distinguo per l'ospedale di Chioggia.
Per Chioggia era già previsto nel piano sociosanitario che Chioggia a tutti gli effetti diventa uno SPOC nel periodo turistico, di conseguenza non serviva alcuna modifica. Il TAR del Veneto ha dato ragione ai noleggiatori di Risciò di Jesolo che avevano fatto ricorso contro l'ordinanza comunale di divieto di circolazione per le bici a 4 ruote lungo le vie dello Struscio della località balneare. Il Comune ricorda però che alla base del provvedimento impugnato dai noleggiatori di quadricicli c'era la tutela della sicurezza dei turisti che d'estate passeggiano nell'isola pedonale. Ricorda anche che ci sono stati in passato diversi incidenti tra pedoni e Risciò. La Polizia Locale e la Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto 4 alloggi a Canareggio, uno dei quali accatastato ad uso ufficio, che erano stati adibiti ad attività ricettiva senza alcuna autorizzazione ufficiale. I 12 turisti che vi alloggiavano sono stati sentiti ed identificati. Gli immobili di proprietà di veneziani erano stati affittati ad uno straniero che li gestiva di persona e tramite società a lui riconducibili. Le verifiche sono tuttora in corso, ma si sa già che la multa sarà di almeno 14.000 euro. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, la pagina ora dedicata alle prossime elezioni europee, perché alle urne il 26 maggio ci sarà anche il Partito Comunista che dice basta ai falsi proclami di chi vuole cambiare l'Europa e poi si tira indietro. Ci sarà il Partito Comunista, ci sarà la falce martello, in tutta Italia, in tutte le circoscrizioni, da Lampedusa a Bolzano, da Torino a Bari. In corsa con il simbolo del quale sono orgogliosi perché rappresenta una storia lunga quasi un secolo, il Partito Comunista alle urne per contare in Europa, perché sostiene il leader Marco Rizzo, l'Europa va cambiata, nel profondo. Abbiamo presentato la lista del Partito Comunista perché siamo coerentemente contro questa Unione Europea, coerentemente contro l'euro, coerentemente contro la NATO. E lo diciamo, usiamo questo aggettivo della coerenza per criticare quelle forze politiche come la Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto una critica giusta sull'Unione Europea, ma poi si sono ritratti. Al bando le ipocrisie, dunque i falsi proclami di chi fa sempre marcia indietro, e tra i punti salienti del programma c'è ovviamente il cardine storico del partito, il lavoro. Nel nostro programma c'è scritto che dobbiamo lavorare tutti, lavorare meno e aggiungo io lavorare meglio, perché abbiamo di fronte un'alternativa, quella della barbarie, quella del comando assoluto mondiale, di una globalizzazione senza sentimenti, fatta da persone che neanche si conoscono e che hanno un potere immenso tra le loro mani. Domani al via l'adunata nazionale degli alpini a Milano e come sempre Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante della 3 giorni di festa, lo sfilamento delle penne nere. Domenica quindi dalle 9 l'appuntamento da non perdere sulla nostra emittente per tutta la giornata sino al termine appunto della sfilata. Ed ora andiamo alla scoperta di una mostra diffusa che assieme all'artista di fama internazionale Natalie De Coster coinvolge 9 artigiani veneziani. Vediamo di cosa si tratta. È una mostra diffusa. Si inizia da qui, il Palazzo Morosini, una sede storica di Generali, e andiamo nelle botteghe, studi, workshop e cantiere, anche un cantiere dove si fanno le barche a Murano, e dunque andiamo a vedere la realtà veneziana. Utilizzare l'espressione percorso artistico di scoperta di Venezia in questo caso non è una metafora. Int in Venice di Natalie De Coster è un percorso attraverso il quale il lavoro dell'artista condurrà i visitatori in luoghi inediti alla scoperta delle abilità di 9 artigiani veneziani. Wonderful experience. So Venice is already... È stato meraviglioso lavorare con questi artigiani e questa è una delle 9 opere che ho creato con loro in 9 posti da scoprire a Venezia. Qui abbiamo solo a Palazzo Morosini e l'apertura di questo itinerario, ma c'è una mappa che permette di scoprire luoghi inediti, davvero intimi di Venezia, non conosciuti e molto lontani da tutto ciò che di solito i turisti visitano.
ed è davvero per me l'anima di questa città, la sua caratteristica più intima, è un lavoro unico. Un'esposizione discreta, lontana dalle rotte artistiche e turistiche più tradizionali, attraversando diverse realtà dei sestieri veneziani, con partenza dalla corte di Palazzo Morosini in Campo Santo Stefano. Noi riteniamo che rendere l'arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più vasto sia importante. Noi crediamo anche che sia importante rendere accessibili dei nostri luoghi, quindi come Palazzo Morosini, e quest'anno abbiamo deciso di aprirlo per la Biennale, di aprirlo insieme a un artista che ha un elemento che ci è piaciuto molto nel suo programma, il fatto di voler valorizzare il territorio e di voler valorizzare anche gli artigiani che lavorano sul territorio. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia per questa sera. Vi ricordo la nostra programmazione: subito dopo i TG torna 20:10, parliamo di elezioni europee. In studio questa sera Nicolas Micheletti del Partito Animalista e Remo Sernagiotto di Fratelli d'Italia, Conservatori e Riformisti. Ed è tutto. In chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, sarà dunque una giornata prevalentemente soleggiata. Vediamo il dettaglio di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si esclude però qualche occasionale piovasco pomeridiano sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 3 e 12 gradi, massime in aumento, oscillanti invece tra 17 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata di venerdì, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con cielo al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento sui settori di confine, tuttavia del tutto innocuo. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime piuttosto gradevoli sui 22 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.